Serie B-Win. Appassionati. Da Carlo Castellani di Empoli, buon pomeriggio da parte di Pino Sardiello. E dunque sarà Empoli-Crotone la sfida di oggi, valida per il 35esimo turno della Serie B-Win. Una sfida molto particolare perché tenere sotto i 10 punti il distacco dal terzo posto è questa la missione dell'Empoli, a cui guarda di fatto mezza Serie B-Win, nella speranza che i playoff si possano disputare come coda di questo campionato. Inquadrato il signor Gianluca Manganiello della sessione di Pinerolo. Si parte con il primo pallone per gli ospiti. Di testa ci arriva Ligi che allontana, recupera Saponara, cerca l'imbucata centrale, poi il tiro di Tavano, prima occasione dell'incontro. Stesso Matute ora a gestire il pallone, lo allarga dalle parti di Ciano, rientra sul sinistro, il cross, Bassi riesce ad arrivare in anticipo su Eramo, gestisce il pallone Tonelli per Laurini, si porta il pallone sul sinistro, la deviazione, poi Tavano solo davanti alla porta, davanti a sé Regini, retrocede alle parti del Prete, poi arriva il cross Eramo, la parata di Bassi, l'appoggio per Valdifiori, Maccarone può girarsi, l'appoggio per Saponara che alza il pallone sopra la traversa. Croce il cross con il destro, il pallone verso Maccarone. Scambiano i due giovani della Napoli, poi Gabbionetta al sinistro sul fondo. Moro cerca la profondità di Tavano che riesce a recuperare il pallone, lo appoggia su Maccarone, la chiusura di Del Prete che allontana e Moro va a prendersi il primo giallo per un giocatore dell'Empoli. Fischietto in bocca, si parte. Il pressing di Gabbionetta che è solo davanti a Bassi, la spreca Gabbionetta sull'indecisione. Valdifiori fuori per Croce che cerca il destro, Croce para Concetti. E attenzione a Moro che si va a prendere il secondo giallo. Espulsione per il capitano dell'Empoli che si scusa con la panchina e con i propri compagni. Dunque Empoli che dovrà giocare la mezz'ora finale in 10 contro 11. In salita ora la gara dei toscani, attenzione al cross, Gabbionetta di testa sul fondo, che grande occasione ancora una volta per Denilson. Gabbionetta che non ne approfitta. Su Signorelli, ancora Saponara, cerca Maccarone, lo trova, Maccarone in area di rigore davanti a sé Abruzzese, Maccarone sul sinistro, il pallone sull'esterno della rete. Fuori verso Galardo, il sinistro, il cross, Khalil sopra la traversa. Non c'è più tempo a disposizione per le due squadre. Al Castellani finisce 0-0 tra Empoli e Crotone.